Siamo con Fabio Levakovic, allenatore dell'Usinese, che si qualifica al prossimo turno di Coppa Italia, 2-1 risultato finale. Forse questa è la cosa più bella che è arrivata al termine di questa partita, no? Sì, poi alla fine il risultato è quello che conta. Diciamo che tra l'andata e il ritorno forse all'andata avevamo vinto i punti, oggi comunque abbiamo fatto una buona partita. Dopo l'espulsione loro potevamo fare qualcosina in più, chiuderla subito, e invece abbiamo abbassato un pochino il baricentro e ci hanno messo in difficoltà, perché loro comunque hanno ottimi giocatori sia nel reparto difensivo che quello offensivo. C'erano giocatori importanti che tecnicamente sono molto validi, ci hanno messo in difficoltà almeno per un quarto d'ora, dove poi su una palla nativa abbiamo preso gol. Siamo stati bravi comunque secondo me a non mollare, a aspettare il momento giusto per poi colpire, diciamo. Che tipo di ambizioni ha l'Usinese in questo campionato di promozione? Perché lei ha preso la squadra in corsa nella passata stagione, quest'anno che cosa si aspetta? Io oggi ho visto, valutando queste due partite di Coppa Italia, dove abbiamo giocato con una delle squadre che sicuramente punta per qualcosa di importante, dove c'è giocatori sicuramente importanti, penso che ci possiamo giocare qualcosa di importante con tutti, perché non vedo un ammazza campionato, per cui c'è solo ed esclusivamente da parte nostra da migliorarsi, cercare di lavorare e di ottenere dei risultati positivi. È ovvio che siamo penalizzati anche per qualche infortunio che ci è capitato nella partita andata con l'infortunio serio sia di Pirino che di Soria, che comunque ci penalizza un po' a livello qualitativo, a livello anche tattico. Però devo dire che ho una rosa abbastanza anche di giovani interessanti che possono dar tanto. Ripeto, bisogna lavorare tantissimo, perché quando incontri squadre con questi valori qua, ce ne saranno almeno 3 o 4, bisogna giocarsi la partita 90 minuti e non pensare che dopo 10 minuti, 12 minuti che sblocchi il risultato sia finito. Certo. Un'ultima cosa sul campionato, mister, che tipo di campionato si preannuncia? Con un fuoriquota in meno, 5 sostituzioni, potrebbe cambiare qualcosa? No, potrebbe cambiare qualcosa se hai una rosa ampia, perché 5 sostituzioni sono 5 sostituzioni importanti. Se hai una rosa ampia dove poter ribaltare un risultato, comunque ottenere un risultato, è ovvio che sono importanti. Con questa regola molto probabilmente si poteva anche ampliare il numero delle persone da portare in panchina, almeno 20 giocatori, dare comunque più scelte e non avere scelte scontate. Il fuoriquota in meno poco cambia, perché poi alla fine quest'anno avrebbero dovuto giocare 2,98, noi ne abbiamo tanti di qualità che... Qui a Usine non c'è questo problema sicuramente. No, assolutamente, per cui sì, poco cambia. È ovvio che con un grande in più in campo, magari un giocatore di esperienza, di qualità, sono quei giocatori che ti fanno fare il salto di qualità. Benissimo, noi ringraziamo mister Levakovic, un grande in bocca al lupo a lei, all'Usinese per il campionato. Grazie mille, grazie a voi.